Il Veneto è in zona rossa da ormai 20 giorni. Non si tratta della pandemia da Covid-19, bensì dello smog che avvolge la pianura padana e tutte le province della nostra regione, con l'unica eccezione di Belluno, da oltre 20 giorni presentano degli sforamenti dei livelli massimi di allerta. Lo certifica ARPAV, l'aria è irrespirabile da Venezia a Padova, da Vicenza a Treviso, da Verona a Rovigo. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 1 febbraio e la prima notizia del giorno riguarda appunto lo smog, l'inquinamento dell'aria che è da bollino rosso, anzi più precisamente l'allerta è arrivata al livello 2 rosso. Questa allerta scatta quando per almeno 10 giorni consecutivi viene superato il limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo di PM10. Secondo il Gazzettino di oggi, troviamo un articolo di Alda Vanzan, ebbene questo limite è stato sforato ormai costantemente appunto su quasi tutto il territorio della regione Veneto. Fa eccezione Belluno, come dicevo, i valori sono altissimi. A Padova questa domenica le centraline ARPAV segnavano 76 quando il limite sarebbe appunto di 50, Treviso 62, Mestre 62, Verona 67, Rovigo 55, il primato spetta al capoluogo berico, Vicenza segnava 78. Insomma, non piove da molto tempo, le particelle delle PM10, le polveri sottili restano nell'aria, il Veneto è un catino di smog e questo implica una serie di limitazioni, un po' come avviene per le zone colorate della Covid. Ebbene, anche la zona rossa di livello 2 per lo smog prevede una serie di restrizioni, di provvedimenti. Quali sono questi? Ebbene, lo stop ai veicoli privati a benzina Euro 012, i veicoli privati diesel Euro 012345, lo stop ai veicoli commerciali a benzina e anche appunto quelli a diesel dalle 8:30 alle 18:30 ogni giorno. È sempre vietato sostare con il motore acceso e c'è anche lo stop dei ciclomotori e dei motocicli Euro 0,1. Ma non solo, perché fino al 30 aprile 2022, insomma, quando si spera saremo fuori da questa situazione di inquinamento massimo della nostra aria, ci sarà anche previsto per tutti i giorni, tutto il giorno, lo stop ai falò, ai combustibili all'aperto, ai fuochi d'artificio e ai barbecue, tranne che nel caso di iniziative pubbliche organizzate dalle amministrazioni comunali. C'è poi un'altra restrizione che riguarda il riscaldamento, che nelle abitazioni deve scendere a 18 gradi, mentre negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili deve scendere addirittura a 17 gradi. È previsto infine lo stop allo spandimento di liquami zootecnici. Comunque, lo ripeto, il riscaldamento in casa va abbassato a 18 gradi, ci sono sempre ovviamente più o meno 2 gradi di soglia di tolleranza, ma ecco, fino al 30 aprile 2022 questa è l'indicazione, anzi questo è l'obbligo per contrastare l'allerta 2 smog. E non è solo un obbligo, ma anche un consiglio, considerato l'impennata dei costi delle bollette di energia elettrica e gas. La seconda notizia di oggi riguarda le conseguenze della pandemia Covid e la gestione dell'emergenza sanitaria all'interno delle scuole. Sul Mattino di oggi troviamo una notizia, infatti, che riguarda i supplenti Covid cosiddetti. Laura Berlinghieri da Venezia firma un articolo appunto per i quotidiani del gruppo Gedi, dove si parla di un buco da 5 milioni di euro relativo appunto alle retribuzioni dei supplenti Covid.
i 26 milioni accreditati a settembre per consentire ai presidi veneti di sottoscrivere i contratti Covid con i docenti fino al 31 dicembre e ora soltanto invece 21 milioni per coprire i prossimi 3 mesi, dal 1 gennaio al 31 marzo. Quindi la paura dei presidi che dicono così rischieremo licenziamenti, ovviamente con 5 milioni e meno rischiamo di dover licenziare docenti e bidelli, non sappiamo come pagarli, dicono i presidi. Cerca di rassicurarli l'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Carmela Palumbo, la direttrice appunto, che dice tranquilli, nessuno rischia il posto, nessun professore né collaboratore sarà licenziato, ma c'è un fatto che alcuni professori aspettano ancora la paga, la busta paga di settembre. Sono tutti supplenti Covid e molti di loro si stanno già licenziando, hanno rassegnato autonomamente le dimissioni perché non hanno ancora ricevuto lo stipendio appunto da settembre. Insomma, un problema reale. Ma noi proseguiamo, c'è una buona notizia, arriva dalla politica locale, siamo a Padova, all'1:30 di questa notte il Consiglio Comunale ha votato la mozione relativa alla proposta di dedicare una statua a Elena Cornaro Piscopia in Prato della Valle, dopo una lunghissima discussione che ha avuto un eco non solo nazionale ma internazionale. C'è stato finalmente il voto e quindi Padova avrà la sua prima statua dedicata a una donna. Sì, perché come sappiamo attualmente sono soltanto 6 in tutto il Veneto i monumenti dedicati a figure femminili e nessuna di queste si trova nel capoluogo euganeo. I 2 proponenti della mozione in Consiglio Comunale, esponenti della maggioranza che sostiene il sindaco Giordani, danno la notizia sui social e dicono ci abbiamo creduto in tantissimi e il sogno è divenuto realtà. Insieme siamo riusciti a scrivere una nuova pagina di storia. Grazie a tutti. L'ultima notizia di oggi invece è purtroppo una brutta notizia, è l'ennesima tragica morte sul lavoro, la riporta il Gazzettino e si tratta della morte di un 57enne che dopo 10 giorni di agonia si è spento in ospedale a Mestre lo scorso 27 gennaio. Era stato investito da un furgone spento messo in movimento da una pala meccanica che aveva urtato il mezzo parcheggiato. Lo leggiamo sul Gazzettino di oggi appunto. Luciano Crepaldi, 57enne della frazione Dolfina di Cavarzere, sposato, padre di 2 figlie. Subito dopo l'incidente non sembrava che le sue condizioni fossero gravi, aveva preso una botta in testa e si era formato un ematoma. Poi la situazione si è aggravata nel corso dei giorni seguenti. L'incidente si era verificato dentro una fabbrica che produce vetro piano, soprattutto per l'edilizia. Si trova a Marghera, proprio davanti all'hub di riferimento dell'ULSS veneziana per i vaccini e i tamponi contro il Covid. Il commento della Filctem CGIL: non si deve mai abbassare lo sguardo su tutto ciò che rappresenta sicurezza sui posti di lavoro. Vengono definite morti bianche, ma la verità è che anche questa volta un lavoratore non farà più ritorno a casa. Per l'ennesima volta, dice il sindacato, riscontriamo che i lavoratori in appalto dei nostri settori continuano a essere i più esposti al rischio di infortuni anche mortali. Serve una profonda revisione delle regole sugli appalti e sui protocolli di sicurezza nei grandi siti industriali. Insomma, come sempre, qui a Sveglia Veneto continueremo a parlare, a ricordare questi casi, anche perché ce lo dice la statistica purtroppo che anche lo scorso anno, il 2021, ha segnato una crescita degli infortuni anche mortali nei luoghi di lavoro del Veneto, e questo è un dato in controtendenza rispetto alla media nazionale, dove invece c'è stata un leggero calo. Ed è in discussione proprio in queste settimane il nuovo piano regionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Veneto, che vede coinvolte le parti sociali, i sindacati. Resta aperto il nodo soprattutto degli SPISAL, i servizi di prevenzione, igiene e sicurezza ambienti di lavoro. È il nodo che riguarda la carenza ormai cronica degli organici e quindi delle figure
dei tecnici della prevenzione che dovrebbero proprio occuparsi di verificare e implementare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, oggi è il 1 febbraio del 2022, una buona giornata a tutte e a tutti.